grazie a Marchisio Bordino e soprattutto anche per gli stimoli che ci ha dato, ma anche per il compito che ci ha affidato, non dimenticando mai che è stato un docente. Ecco, ci ha affidato un compito, ne parleremo, questa è una delle cose importanti sulla quale costruire adesso per il futuro. Intanto quella di analizzare punto per punto che possibilità abbiamo in ogni settore della nostra vita lavorativa o produttiva. La parola al professor senatore Giovanni Marinotti. Buonasera a tutti. È sempre imbarazzante intervenire dopo l'amico Bachisio, un narratore affascinante, un uomo acuto, profondissimo conoscitore non solo di questa zona, ma di tutta la Sardegna, direi anche del mondo, direi anche dell'uomo. Il suo intervento è ricco di stimoli. Io cercherò di sviluppare il mio partendo dal perché sono qua, dal perché sono stato invitato e da chi sono stato invitato in modo particolare. Io ho risposto a un articolo che era un grido di dolore della professoressa Antonietta Farre, che appunto chiedeva aiuto perché il liceo di Bitti Michelangelo Pira non chiudesse. E ho fatto le mie considerazioni, le mie riflessioni, che sono parte sia della mia vita di docente, sia della mia vita, della mia attività politica, volta a mettere al centro la cultura per il bene della Sardegna. Perché ho notato subito, dalle prime verifiche che ho fatto, che qua il problema era impostato come sempre, in modo settoriale, in modo farraginoso, e nonostante molti parlino di scuola, istruzione, cultura da mettere al centro della nostra prospettiva di crescita, invece la scuola viene sempre trascurata, viene sempre per ultima. E avendo vissuto un'esperienza analoga, poiché ho insegnato a Cagliari per tantissimo tempo in un liceo scientifico che da 25 anni viene dichiarato pericolante, da 25 anni pericolante, perché degli imprenditori, perché la Capitaneria di Porto, cui fa capo il liceo scientifico Alberti, ha pensato che una scuola lì non ci sta a far niente, fronte mare, devono esserci negozi, barche, attività turistiche, una scuola lì non ci sta a far niente. Le scuole devono andare in periferia, le scuole devono andare in luoghi dove appunto non hanno alcuna possibilità di contatto, di interazione con la città. E da 25 anni il liceo Alberti è là, perché ci abbiamo creduto, perché abbiamo lottato e perché siamo riusciti a diversificare la nostra offerta formativa. E quindi siamo passati dalla perdita di studenti invece ad un incremento di studenti. E ho pensato, ma il liceo Michelangelo Pira di Bitti, che io ho conosciuto e so anche chi ci ha insegnato, ho conosciuto parecchie persone di questo liceo, un liceo di prestigio, ma deve finire così, deve finire in RSA, deve finire in luogo per pensionati, anziani, bisognosi di assistenza che magari vengono dai paesi scandinavi. E questa è la scelta giusta per far fronte allo spopolamento e riprogettare una nuova crescita del territorio. Io sono assolutamente convinto che sia la scelta sbagliata. Non ho niente contro le RSA, non ho niente contro l'accogliere magari altre popolazioni, altre nazioni in un luogo come questo, ma non credo che sia
questo il cuore del problema. Non credo che sia questo il centro del problema. Io credo che ogni luogo, e Pitti tra questi, deve partire, se esiste qua, in questo luogo, se ha una storia, una tradizione, delle radici profonde, vi è un genius loci, per cui è così, i latini usavano questa espressione. E allora si deve partire da questo, dal genius loci, non da cercare facili scorciatoie legate appunto all'uso di un territorio che però non produce assolutamente ricchezza, come diceva Bacchisio Bandini. Perché il problema è il problema dello spopolamento, il problema dei flussi migratori così decisivi nel mondo in cui viviamo oggi, è un problema globale, è un problema mondiale, non è soltanto italiano o sardo, è un problema mondiale. L'anno scorso, per la prima volta nella storia dell'umanità, la popolazione urbana, cioè dei grandi centri urbani, delle grandi metropoli, ha superato il resto della popolazione mondiale. I perché sono tanti, tantissimi. Dovremmo studiarli, analizzarli, però noi viviamo in un mondo di questo tipo. La Sardegna, per sua storia, per sua tradizione, ha subito dei processi di spopolamento antropologico molto forti, di desertificazione antropologica molto forti. La Sardegna non è stata mai troppo popolosa, nonostante le sue dimensioni non trascurabili, non disprezzabili. Diciamo che in epoca moderna non abbiamo mai superato i 500.000 abitanti, soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale e soltanto dopo l'industrializzazione che abbiamo conosciuto, la Sardegna è arrivata al 1.600.000 abitanti di oggi, che sono comunque molto pochi rispetto al territorio, alle potenzialità del nostro territorio. E le cause di questo depauperamento antropologico, di questo scarso numero di abitanti, noi le conosciamo bene. Quali sono? E sono le guerre che abbiamo subito, le carestie, l'imposizione fiscale, le tasse che abbiamo dovuto pagare ai nostri colonizzatori. Tutto ciò ha prodotto una situazione di questo tipo. E poi vi è stato un problema di migrazione interna. La Sardegna è una regione che ha uno sviluppo demograficamente parlando a ciambella, e cioè le coste, le città costiere hanno incrementato il numero di abitanti mentre si è svuotato il centro. E questo è un problema politico fondamentale da cui partire, senza risolvere il quale sarà assolutamente impossibile programmare, progettare un futuro di crescita civile. Questo problema è antico, dicevo. Già nel passato i nostri dominatori hanno tentato forme di colonizzazione, lo hanno fatto i Fenici, i Romani, lo hanno fatto gli spagnoli, sì, i catalano-aragonesi perlomeno, la componente catalano-aragonese, con scarsi e modesti risultati. L'hanno fatto i pisani, hanno tentato i genovesi, gli stessi piemontesi. E poi anche nel periodo post-unitario col fascismo sappiamo i tentativi di ripopolare la Sardegna, che risulta essere abbastanza spopolata. Ma tutti questi interventi hanno avuto dei limiti molto forti e non hanno prodotto quelle virtuosità di cui la Sardegna ha bisogno. Il tentativo più serio è stato il piano di rinascita. Ecco, col piano di rinascita io a questo vorrei riagganciarmi, a questo vorrei rifarmi. Ha cercato di modernizzare la Sardegna, cercando di affrontare tutti i temi
possibili, dalla cultura all'agricoltura, alla pastorizia, al sistema di trasporti, all'agricoltura, all'industria naturalmente. E poi è successo un qualcosa di importante, che il mercato ha preso il sopravvento rispetto alla politica. Perché io sono convinto, mi sono riletto tutti gli atti, mi sono riletto le assemblee del popolo sardo, mi sono riletto i documenti che hanno preceduto, a partire dagli anni 50 fino al 62, quando il piano di rinascita è stato lanciato, è stato avviato, e vi era un'idea di sviluppo globale della Sardegna. Le cose sono andate diversamente, il mercato ha preso il sopravvento e abbiamo avuto le cosiddette cattedrali del deserto, che però non erano state progettate come cattedrali del deserto, lo sono diventate. E noi non siamo stati in grado, di fronte alla crisi globale, mondiale, soprattutto del settore della petrolchimica, non siamo riusciti a ristrutturare il nostro sistema industriale come in moltissime altre parti d'Italia e del mondo hanno fatto, e abbiamo continuato a subire gli effetti negativi di una crisi di contrazione dei mercati, perché il problema fondamentale a me pare proprio questo ancora oggi. Io credo che noi dovremmo avere un'idea di sviluppo della Sardegna, di crescita della Sardegna, che parta proprio dalle nostre potenzialità, e tra queste appunto c'è sicuramente la cultura. Il tema della insularità, di cui tanto si parla, è un tema importante, fondamentale. Certo, noi viviamo all'interno di un mondo globalizzato. La Sardegna non è slegata dagli altri contesti economici e sociali, ma vi è dentro. E il gap che deriva dalla nostra condizione di insularità è un gap oggettivo in termini di trasporti, in termini di costi dell'energia, in termini di competitività del nostro sistema delle imprese. Questo è un punto assolutamente importante, imprescindibile, fondamentale, per cui è necessario un riequilibrio su questo tema. Noi facciamo parte dell'Unione Europea, da cui dovrebbero derivare delle risorse anche importanti per le politiche di riequilibrio, ma non siamo stati in grado di realizzarle, di attuarle. Nel senso che il Trattato di Lisbona, che riconosce la condizione di insularità come una condizione che penalizza fortemente la realtà sarda e tutte le realtà isolane, per dire la verità, è rimasta lettera morta. Mancano delle politiche che possano superare e risolvere questo differenziale di sviluppo che continua a penalizzarci. Le proposte che sono state fatte di recente sono quelle di cercare di inserire a livello costituzionale italiano il principio di insularità. Io non la vedo così. Per me questo principio è una perdita di tempo, o meglio, magari facciamo anche questo, ma ci credo poco, per lo stesso motivo per cui il principio dello svantaggio delle zone montane, essendo stato che è inserito nella nostra Costituzione, va bene, è lettera morta, come tante parti della nostra Costituzione, va bene, compreso l'articolo sul diritto al lavoro, rimangono in grandissima parte, lo sappiamo, lettera morta. Quindi probabilmente la via dovrebbe essere un'altra, quella cioè di costruire un'idea di Sardegna
che affronti tutti gli aspetti del problema della crescita, da quello appunto dei costi dell'energia a quello dei trasporti. Però anche qua noi possiamo anche migliorare le strade come è stato fatto in Ogliastra, ma non è che questo sta invertendo la tendenza allo svuotamento del centro, della periferia, a favore delle metropoli, soprattutto quelle collocate nelle zone costiere, perché i flussi continuano a essere verso Cagliari, verso Sassari. Non ci sono flussi da Cagliari verso Vitti, verso Lula, cioè, devo dire, anche il sistema dei trasporti migliorato è un punto importante. Anche essere riusciti a spuntare delle migliori condizioni per quanto riguarda i trasporti di merci, ha favorito soprattutto le merci che arrivano in Sardegna, non le merci che dalla Sardegna, i prodotti della nostra creatività, del nostro lavoro, che conquistano altri mercati. E quindi il problema fondamentale rimane sicuramente quello di come progettare il nostro futuro. Si parlava di industria 4.0. Bene, io mi sto occupando, in accordo con l'Università La Sapienza di Roma, nonché con la Normale di Pisa, nonché con le due università di Cagliari e di Sassari, del progetto di realizzazione del primo centro europeo di misurazione delle onde gravitazionali. Queste università hanno individuato nel sito delle miniere dismesse di Sosesnatos di Lula il luogo ideale per realizzare questo progetto. Abbiamo dei competitori che sono da un lato Germania, Belgio e Olanda, che hanno un progetto analogo, ma di livello molto inferiore, che hanno individuato una striscia di terra tra queste tre nazioni dove realizzare questo centro, e poi l'Ungheria. Ma il nostro progetto, a detta degli addetti ai lavori, è sicuramente il migliore. Fra pochi mesi si deciderà, un'autorità indipendente deciderà se realizzare a Lula il primo centro di questo tipo. Guardate, questo centro ha il compito di ispezionare i buchi neri. Noi dell'universo conosciamo soltanto il 4% dello spazio dell'universo, il 96% ci è ignoto. Con questo nuovo sistema che si chiama Virgo, l'interferometro Virgo, noi siamo in grado di esplorare il 96% dell'universo a noi ignoto, con conseguenze che non si possono calcolare, che nessuno può calcolare. Molti hanno paragonato questo nuovo progetto a una nuova rivoluzione galileiana, così come Galileo, puntando l'osservatorio, il telescopio verso le stelle ci ha aperto una conoscenza totalmente nuova dei fenomeni che non solo astronomici ma anche fisici. Così si aprono grandissime possibilità. Perché è stato individuato quel sito? Perché quel sito viene considerato perfetto da tutti i punti di vista, è stato ispezionato, sono stati fatti già i lavori, c'è una grande attenzione. Perché dico perché sto dicendo questo? Perché se così è, le pale eoliche là interferirebbero in modo devastante rispetto a un progetto del genere. Le pale eoliche non distanti, no? Perché Lula quanto dista da Vitti? E quindi sarebbe un elemento che farebbe pendere la bilancia su altre questioni. Ma immaginatevi un centro di questo tipo a Lula. Certo, le rilevazioni sono fatte qua, gli studi andrebbero fatti nei vari centri universitari europei,
va bene? Però qui a Lula ci sarebbe un presidio molto importante, ci sarebbe bisogno di tecnici specializzati, non soltanto di scienziati di fama internazionale, ma anche di tecnici, di personale tecnico, oltre a tutto quello che significa l'indotto di un... Allora io mi sono posto questo problema, ma un liceo bello come il liceo Michelangelo Pira di Vitti, ma non potrebbe essere una struttura che dovrebbe rifiorire, sarebbe un luogo dove questi scienziati potrebbero fare dei convegni, se adeguatamente ristrutturati. Insomma, qui le cose da fare potrebbero essere tante. Allora, qui ci sono vari profili, io non voglio tediarvi troppo su queste questioni, però intanto c'è una questione fondamentale, c'è un profilo anche giuridico che non funziona. Io non capisco perché il sindaco non sia venuto qua stasera, ha fatto una mancanza di rispetto nei vostri confronti più che nei miei confronti, che non sono nessuno, perché il confronto è necessario. Certe idee, che non dico che siano sbagliate completamente, ma che sono importanti per il destino di una realtà, di un paese come Vitti, devono essere discusse approfonditamente, talmente commissariato come è la provincia, da un commissario nominato dalla regione, da un sindaco e da un consigliere regionale, senza che nessuno ne sappia niente. Allora, perché ti chiedevi il liceo di Vitti si è ridotto così? Perché c'è una reggenza, perché c'è una reggenza. Qui abbiamo una Costituzione e abbiamo anche una legge dello Stato che impone che le scuole di montagna, periferiche di montagna, abbiano una serie di deroghe nel numero di alunni per classe, hanno un numero superiore di docenti, un potenziamento del personale. Tutto ciò non è stato attivato e questo è il motivo per cui lo studente di Vitti preferisce andare a Nuoro o preferisce andare da qualche altra parte. Il liceo Fermi di Nuoro non ha fatto niente per Vitti, ma niente di niente di niente, perché riparare un tetto adesso è diventato la scuola totalmente inagibile. Non è così, perché anche il liceo Alberti aveva delle infiltrazioni, essendo vicino al mare, infiltrazioni d'acqua, sono state monitorate, alcuni ambienti sono stati interdetti al passaggio di studenti o comunque all'utilizzo per la didattica, e tutta l'altra parte della scuola invece ha potuto continuare per anni, per decenni. Ma possibile che a Vitti ciò non è stato possibile? Io so che la Regione Sarda aveva stanziato 51.000 euro per sistemare il tetto e da 2 anni e mezzo questo tetto non è stato sistemato, le cose peggiorano naturalmente. E adesso si dice totalmente inagibile, e quegli stessi soldi si utilizzano per adattare un ambiente, un edificio che doveva essere destinato al giudice di pace, per tirare su 4 muri e fare 4 classi e dargli una parvenza di scuola. Ma questa è l'anticamera della chiusura della scuola. Non si può ragionare in questo modo. Cioè io spero veramente, c'è anche un profilo giuridico che è il seguente: non è per legge una provincia che è proprietaria di un liceo e che ha avuto i soldi per ristrutturarlo, non può destinare quei soldi per operare dei lavori in una struttura che non gli appartiene, perché appartiene al comune. Questo, se ci fosse un genitore, uno studente che volesse fare ricorso, lo vincerebbe a mani basse, perché quella delibera della provincia di Nuoro è illegittima, è illegittima. Concludo dicendo che, a parer mio, Nuoro non c'entra più niente
Bitti deve ritornare come era in origine, accordarsi con Siniscola, perché Siniscola è un istituto che ha saputo diversificare la sua proposta formativa e sta crescendo. Non soltanto c'è il liceo scientifico di Dorgali e appunto di Siniscola, ma c'è anche un istituto tecnico e uno professionale per l'agricoltura. Mi sono giunti dei segnali da parte della direzione della casa circondariale di Mamone e Lodè e chiedono l'attivazione di corsi per i loro detenuti professionali legati a attività. Quindi anche questo potrebbe essere un'occasione per un rilancio. Ci possono essere tanti i motivi, basta crederci, basta volerlo, basta non rassegnarsi a dire stanno cadendo i muri, la chiudiamo, e stranamente non trovandosi 2 soldi per rimetterla a posto, però la si potrebbe trasformare in una residenza sanitaria assistita per anziani che vengono dalla... Questa battaglia è una battaglia di tutti, non è la battaglia di un partito o di un movimento di cui io faccio parte. Io ho cercato di avere l'interlocuzione con il presidente della regione Piglia, con l'assessore regionale Dessena, il quale non mi ha risposto, però Francesco Pigliaro mi ha detto: guarda che queste proposte che stai facendo sono interessanti, secondo me io sono aperto a risolvere in questo modo la faccenda. Ma hai detto, mi autorizzi a dirlo in assemblea, perché io venerdì sarò in assemblea. Sì, ti autorizzo a dirlo in assemblea, e io ve lo sto dicendo. Solo che ho capito che questo evidentemente conta poco. Il presidente della regione, cioè ha la volontà di risolvere, ha capito il problema, va bene, ho cercato di spiegarglielo bene, va bene, anche dal punto di vista simbolico. Biti non è un paese per giovani, è un paese per vecchi, tra l'altro che vengono dalla Scandinavia. Non funziona, non va bene, non credo che possa andare bene una cosa del genere. Allora, Biti deve essere un paese per tutti, anche per i giovani che hanno il diritto di avere un'adeguata istruzione in luoghi idonei ai percorsi didattici e formativi. Grazie. Grazie al senatore Gianni Marilotti. Siamo stati molto attenti, ha fatto degli accenni abbastanza importanti quando si parla di legittimità di un atto effettivamente detto da lui, che è un senatore. Bisognerebbe farci riflettere, forse non tutte le cose sono state fatte anche bene sul liceo scientifico di Biti, sulla struttura liceale